Continuano le truffe sul reddito di cittadinanza, nonostante sia stata abolita. A Taranto sono state pizzicate 9 persone che non avevano diritto al sussidio e quindi hanno ricevuto la somma di 115.000 euro, circa 13.000 euro a testa, pur non avendone diritto. Le indagini non si sono soltanto concentrate su una semplice verifica, ma su approfonditi check che hanno portato alla scoperta della truffa. Ma non solo a Taranto le persone continuano a truffare per quanto riguarda il reddito di cittadinanza. Per esempio ad Arezzo nel 2024 molte persone erano state sorprese anche loro a truffare lo Stato per quasi 300.000 euro. A Varese invece erano 29 le persone che avevano truffato lo Stato per una cifra di 330.000 euro. E quindi è chiaro che sono mancati i controlli per quanto riguarda questa misura che ha aiutato davvero le persone bisognose, ma che purtroppo alcuni si sono approfittati di ciò. E tu cosa ne pensi? Fammi sapere la tua nei commenti, lascia un like, seguimi e condividi il video se ti è piaciuto.